Madonnina. Ecco il rifugio Vittorio Emanuele. Zac. Eccoci qua. Buon mezzogiorno. No, ho sbagliato. Ecco. Buon mezzogiorno, quasi mezzogiorno e mezzo. Giorno 74. E sono di ritorno con il Gianni che abbiamo fatto il Gran Paradiso. Primo 4.000 per entrambi, che è bomba. Siamo partiti stamattina alle 4:20. Alle cosa? 4:20. Ah, avevo capito 7:20. No, 4:20. Siamo partiti alle 4:20, torce, vestiti come le merde. E alla fine faceva caldo, abbiamo sudato come i maiali. Però dai, non ha fatto così freddo e quindi ci è andata di culo. Siamo riusciti ad arrivare in cima alla Madonnina con poca gente, poco traffico, quindi figata. E adesso ci spacchiamo di birra e di cibo per festeggiare. Bomba. Vai, cazzo. Sì, Direte. sì, che ci spacchiamo adesso. Adesso sì che posso spaccarmi. E stasera dormiamo ancora qua e poi domani un altro giretto. Dobbiamo ancora decidere dove andare. Ma probabilmente è la cima qua dietro. A fare altro disli. E vabbè. Che vuoi farci? E via. Spettacolo, c'è le nostre baracche. Quelle sulla destra dove dormiamo. Belle accoglienti. Baracche. Sto morendo. Gianni sofferente. Sì, basta zaino. Dio. E notare il suo zaino. È uno zaino molto piccolo ma è molto carico. È pieno di ferri dentro. Spettacolo. Gran Paradiso, che bomba. Grande montagna. E grande ghiacciaio. Mamma mia. È stato super figo. Ed è anche andata un sacco bene con la quota. Infatti ne avevo ancora, non pensavo. Figo, figo. Bene, adesso andiamo a mangiare e a bere birra. Spettacolo. Da dietro. Spettacolo. Bomba! Lì è una bomba, cazzo! Ah, che stecca! Oh, andiamo, andiamo! Caschettino!
Assurdo, che stecca.